Abbiamo deciso di fare oggi questo tipo di convegno, sollecitati in modo particolare dopo l'incontro con l'Ispettorato regionale del lavoro, perché effettivamente si è rivelata che ci sono delle discrasie tra la registrazione della tessera del crono digitale e la susseguente lettura con il sistema informatico. Cioè vi sono degli arrotondamenti che non si comprendono e che ovviamente portano a delle sanzioni di carattere pecuniario che investono sì in prima persona l'autista, ma secondariamente anche l'azienda. Siccome il Veneto è una delle regioni sorteggiate per fare questo controllo che sta durando più di un anno e pare venga ancora prorogato, evidentemente volevamo capire anche quanti sono stati fatti i controlli, di qualità, se sono stati controllati in modo particolare i vettori stranieri rispetto agli italiani, e dai dati che emergono sembra che i controlli degli extracomunitari siano molto relativi. Per noi la sicurezza è una cosa molto seria, non è una parola qualsiasi, e ovviamente quando si parla di sicurezza stradale tocchiamo veramente il problema dei problemi. Il Veneto è una zona di grande presenza, no, di aziende manifatturiere, quindi qua si sente quando vengono interlocutori internazionali. Quindi c'è bisogno, anche in questo caso, di formare agenti di tutti i tipi, stradali, finanze, carabinieri, chiunque sia sulla strada a fare i controlli per quanto riguarda il controllo su questi vettori internazionali. Vettori internazionali che è vero che hanno le macchine nuove, ma è anche vero che molto spesso vengono qua magari senza l'autorizzazione, con delle autorizzazioni false, con personale che non sappiamo se è in regola o non è in regola. È vero che qualche volta sono nostre aziende che vengono qui dopo aver aperto un'azienda all'estero, non c'è dubbio, però se nel rispetto delle regole c'è spazio anche per loro, ben venga, ma l'importante è che le regole valgano per tutti, quindi anche per chi fa il trasporto internazionale, quindi per i vettori internazionali. Quindi sì ai controlli, ma non per affondare il nostro settore, perché è un settore importante, ma è l'origine della politica dei controlli proprio per salvarlo questo settore. Quindi l'incontro di oggi con tutte le autorità che sono qui oggi presenti ha questa finalità, e io mi auguro che da questo convegno insomma venga chiaro, venga forte la necessità di utilizzare i controlli, le regole, gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, la collaborazione con tutte le forze dell'ordine, anche con l'Ispettorato del lavoro, con questa finalità, e quindi di vedere un autotrasporto italiano finalmente vincitore e capace di competere anche con i grandi vettori internazionali. Sono mesi difficili perché siamo nel mezzo di una crisi economica gravissima, che quindi ha degli effetti importanti che voi conoscete meglio di me perché li verificate sull'attività delle vostre aziende giorno per giorno. Sono mesi nei quali noi abbiamo cercato di difendere, con la collaborazione dell'Associazione dell'Autotrasporto, in particolare della FAI, il settore, nella convinzione che questo è un settore fondamentale per la nostra economia e che appena c'è la ripresa di questo settore noi abbiamo assoluto bisogno non soltanto per riprenderci, ma se possibile per tornare a crescere di più. Noi come Ministero dei Trasporti siamo d'accordo e siamo intenzionati a presentare la settimana prossima, nel dibattito che si svolge in Commissione Lavori Pubblici al Senato, dove è in discussione la norma sulla sicurezza stradale approvata nell'estate scorsa dalla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, una nuova norma sulla gradualità delle sanzioni che consente proprio una maggiore comprensione sullo sforamento dei tempi, con due innovazioni che credo siano interessanti. La prima è che non si decurtano più i 2 punti
dalla patente a punti, e la seconda è che la sanzione minima viene notevolmente ridotta. È un tempo difficile, ma un tempo di decisioni. Io conto che entro l'estate delle cose positive le portiamo a casa anche da questo punto di vista per questo settore importante per la nostra economia. Un disco analogico, qualcosa che si tocca. L'elemento comune dell'ispettorato del lavoro, dell'organo di controllo in strada, della ditta, del conducente stesso, del giudice di pace in sede di ricorso, sa che c'ha davanti. Ma abbiamo una carta, bella lei, con un casino di dati dentro e nessuno sa che cos'è. Quando vi fate una stampata, esce un pittogramma con un casino di simboli, numeri interrogativi, asterisci. E questo che è? L'archivo digitale non ha migliorato ma ha peggiorato la situazione attuale. Anzi, alcune modifiche apportate al 3821, che come vi dicevo abbiamo fatto lo strumento e poi il regolamento, ha diversi errori. Quando gli avvisi sull'analisi delle pause, la guida in equipaggio, quando abbiamo due dischi, ricordate, due conducenti, vi garantisco che nel tachifo digitale lo stato di due conducenti non esiste, e ve lo dimostro. E la registrazione dei tempi di guida, ci sono uno dei pochi casi, ma ci sono tanti. Voi potete fare lo scarico d'improvviso, quando voi richiedete un dato ti può arrivare un archivio datato 1970 oppure 2106, voi non ve ne accorgete, date al report e stampa le infrazioni. Quelli sono archivi irregolari. Io credo che tutti dobbiamo fare una profonda riflessione che deve riguardare quello che dobbiamo fare nell'immediato per cercare di rendere meno drammatici, uso questo termine forte, i problemi che i nostri imprenditori hanno, ma una anche a livello più alto, a livello europeo. Cioè, il cronotachigrafo digitale deve essere distrutto. Cioè, se queste sono le condizioni che l'entrata in vigore di questo strumento, che doveva creare regole uguali per tutti, evitare le furbate, eccetera, eccetera, che si vada a creare veramente un sistema utilizzando la professionalità di coloro che stanno sulle strade, che sanno effettivamente quelle che sono le difficoltà delle normative, che le conoscono, in modo tale da creare un sistema che funzioni, che sia funzionale. È così difficile? Io non credo, basta la volontà, basta volerle fare le cose. Il problema è, ancora una volta, che c'è il Ministero dell'Interno che con le competenze evidentemente fa resistenza nei confronti dell'altro Ministero delle Infrastrutture, che poi a sua volta trova l'ostacolo del Ministero dell'Economia, cioè non c'è un soggetto coordinatore di quello che è un tema fondamentale che gli italiani chiedono, e cioè la sicurezza sulle strade. Garantire alla gente che va sulle strade un insieme che si muove, però coordinato da un soggetto che deve essere la Presidenza del Consiglio. Si parla tanto di authority. Beh, noi dobbiamo creare una specie di protezione civile nel mondo del trasporto che affronti i temi del trasporto, della logistica, della sicurezza, in modo sistemico, perché sono tutte cose che hanno poi ripercussioni sulla vita di tutti noi.